Buongiorno a tutti, vi invio questo mio breve messaggio dalla quarantena perché ci tenevo a dare la mia partecipazione a questo importante evento organizzato da Emanuele Franz, al quale vanno i miei complimenti davvero per la tenacia che ha avuto nel riuscire comunque in modo anche abbastanza creativo e originale a organizzare questo evento nonostante gli impedimenti dati dall'emergenza coronavirus. Si tratta di un'iniziativa importante perché proprio in un momento in cui la gente è chiusa in casa e quindi ha il tempo per riflettere anche davanti per esempio alla televisione o davanti al computer, è importante dare degli spunti di riflessione su quelli che sono i grandi temi che affliggono la nostra epoca, e tra questi temi c'è sicuramente il rapporto complicato tra fede e scienza. Ora io mi limiterò a dare soltanto qualche rapidissimo spunto per quel che concerne poi di fatto quello che è il mio ruolo, che è quello di deputato europeo, e quindi per ciò che concerne il futuro dell'Europa, inteso come, diciamo, come destino, come civiltà e come soggetto politico. Un'Europa che nel periodo in cui stiamo vivendo vede la fede e la scienza che sono in contrapposizione, sono quasi visti come due irrimediabili antagonisti, nemici nella costruzione del futuro del nostro continente, senza renderci conto che invece sono due elementi indispensabili e necessari all'Europa. La fede perché è la colonna portante dell'identità del nostro continente e perché è il principale collante in generale per una comunità e per una civiltà. Un collante che però noi stiamo perdendo, visto che stiamo diventando uno dei continenti meno religiosi al mondo. Basti pensare alle punte di areligiosità che stiamo toccando, per esempio nel nord Europa, dove addirittura l'80% dei cittadini di paesi come la Svezia si dichiarano non religiosi. Il perché invece sia importante la scienza lo vediamo facilmente in questo momento in cui la corsa alla scoperta di un vaccino contro il coronavirus assume non soltanto una valenza sul piano sanitario, ma anche una valenza sul piano geopolitico. Potenzialmente chi scoprirà l'antidoto potrà utilizzarlo come strumento negoziale nei rapporti con gli altri paesi, anche nell'ambito di interessi più ampi, proprio come Erdogan sta usando come arma di ricatto il sequestro delle mascherine ai confini con la Grecia. E sempre nell'ambito di questa crisi sanitaria stiamo vedendo un altro degli ambiti importanti nei quali la scienza determinerà gli equilibri internazionali, che è quello dell'intelligenza artificiale, strumento che per esempio è stato utilizzato dalla Cina in queste settimane per contenere la diffusione del coronavirus, ma che è applicabile ormai in tutti gli ambiti della nostra vita quotidiana. Ed è un terreno questo che, scontrandosi inevitabilmente con il terreno dell'etica, impone a fede e scienza di trovarsi ancora una volta uno di fronte all'altro e le obbliga e ci obbliga a fare in modo che si trovi un punto di incontro, una sintesi, un percorso comune proprio per sviluppare insieme fede e scienza il destino d'Europa e quindi il nostro destino. Quindi buon dibattito e buona conferenza a tutti.